Su esoppe il palco e malora, noi problemi li lasciamo fuori. E chi che ne vuol ben, e a chi che ne vuol mal, noi che cantemo, evviva il nostro festival. Oggi, ma che giornata, ma che giornata. Oh, che giornata, anche a ste carte che ne cascano, anche a ste carte. Oh, che giornata che si oggi. Ah, non mi fate. Ma che si fa? Ancora un po', che si fa? Mamma mia, come che si fa? Ma che giornata che si oggi. Oh, sta giornata. Tutte ste carte, che giornata che sei oggi! Oh, aiuto! Aiuto! Sergio, tirate su, sentite, mettite là, su, dai! Dove, come? Là, sentite là! Oh, dai, su, forza! Oh, sentite qua! Oh, che giornata! Vedremo di cominciare in tempo. In tempo? Ah, che bello! Se fa il pranzo di Natale! Ma, meno male Capuzzi ve lo dico. Natale? Pranzo di Natale? Siamo in giugno! Stiamo facendo la riunione del condominio! Ah, no, non posso mangiare il coniglio, mi fa male gli ossi. Sergio, non stiamo parlando di mangiare. Ecco, e caviarci sa meglio, grazie. Oh mio Dio, ragazze, siamo in live! Guardate questa sala, è così cringe! Lina, per favore, posa quel telefono! E guardate qui chi c'è oggi con noi, una guest star over the time! Highlander Sergio! Ma va via con quella che va. Lina, non siamo in live, siamo in riunione! Ah, chi c'è poi oggi? No, non stiamo iniziando a freddo, nulla. Oh! Tossa al desi questo qua, ma Elia, comunque dico tante robe da fare oggi. La roba ti la lasci in casa tua, non voglio sapere. Niente droghe, capito? Mamma mia, raga, quasi tutto rotto in sto condominio. Tutto rotto e la porta del garage. Files every time. Tipo, la sbatti. Parleremo del garage più tardi. Adesso parliamo sul primo punto. Ciao condominio! Vedo scritto un inno. Riunioni rock and roll. Sei pronti? Marco, metti via quell'affare e sentite. Oh, va bene capo. Ma almeno non sei me la accordare. Se una Fender, mica una Yugoton. Fender? E cosa sarebbe? Nuovo tipo di tostapan? Tostapan, questa sei arte, Sergio. L'arte non si vede in quel pan. Infatti, con l'arte ti fa solo la fame. Oh. E poi che ti lo vedi. Si sposti. Non portare la torta. Così invece di fare baruffa, andiamo un po' di dolce. E cost'altra che magna? Carmela, grazie. Ma adesso dobbiamo concentrarsi sui problemi del condominio. Sì, sei proprio qui. Va bene, va bene. Sì, ti richiamo più tardi. Ah, ok, sì, ti richiamo. Cos'è la gente? Cos'è che faccio tardi? Però avevo un sacco di roba da fare. Però vedevo essere svelti che devo andare via. Oh, finalmente!
finalmente, perfetto. Visto che siamo tutti, potremo anche incominciare. Ecco, vengo preparato gli appunti. Ecco. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è il problema del garage. Oh my god! Finalmente quel garage è un bene vivente. Ogni volta che parcheggio c'è tipo qualcosa come errore for. Posto non trovato. Posto? Che posto? No, mi non trago il mio posto, neanche se viene il sindaco. Tranquillo Sergio, il sindaco non venirà. Io ho scritto una canzone e me l'ho buttato su Facebook. Sindaco, te ho dedicato una canzone col mio cuore. E se nel garage organizzassimo una festa e con musica, dolci e un po' di karaoke? Carmela, il garage non è una discoteca. Dobbiamo vedere di riparare la serranda, non di fare una festa. Una serranda nuova? Ma se mia nonna la aveva una perfetta, solo che ne aveva rubato i partigiani. Ragazzi, la serata non serve. Da 3 mesi vive parcheggio in strada. Come disgraziato, dovevo cambiarla. Parcheggiare in strada, la vita moderna, sei proprio strana. Non gliela faccio più. Ma dove sono finita? In un circo? Oh, dovevo riparare la serranda. Andiamo avanti con la riunione. Al secondo punto. I rumori notturni. Sempre colpa del Marco, e il mulone suona alle 3 di notte e con quel masinino mi fa che mi sta rubando i denti. Dai Sergio, ti stavo educando al rock and roll. Tra un po' sarà in tour con me. Nino, vado a Lur. Sergio, non lui. Tu. Marco, finiscila di suonare di notte. Oh. E se invece di far baruffa Marco scrivesse una canzone per le nostre riunioni, sarebbe bello, no? Sì. Mi devo andare. Risolvevo tutto. Ma devo risolto. Un riassunto, ma troppo boring. Te mando un highlight su TikTok. E il Din Don? Che Din Don? Ce l'avevamo che la settimana scorsa. Non volare mica che il muro faccia la canzone anche per quello. Basta, non stiamo a far baruffa. Facciamo una pausa. Dai. Carmela, ma dai, mettimi un poco di torta. Su, dai, forza. Basta mangiare e far casino, basta, vediamo di andare avanti con la riunione. Allora, se tutti a posto, sì. Al secondo punto, come avevamo detto... La torta era troppo dura. Non avevo messo zucchero vero, ve lo dico. Sergio, troppo dolce, la mia torta, che la c'è una ricetta segreta di 40 anni fa. È segreta! Perché adesso è venuta così?
se te pensi continuare così, la prossima volta te faccio la torta senza farina, senza zucchero e senza pietà. Basta con le torte. Parliamo di sti benedetti rumori notturni. Marco, finissi di suonare sta chitarra alle 3 di mattina. Ma Giovanna, l'ispirazione, non conosci orari. Sei come un vento che subia dove che vuole. Il mio posto non arriva il vento, solo rumori. No, Sergio, non stiamo parlando di Marco, stiamo parlando del tempo. Del tempo stiamo parlando. Marco, te ne assicuri che ti farà le prove solo che di giorno? Va bene, ma allora vuoi un giorno dedicato solo alla musica. Lo intitoleremo Rock Friday! Rock Friday? Marco, fermo serio. Parliamo di robe serie. Piuttosto, chi pagherà il prezzo del tetto che si piede muove se ne cascherà il tetto? Mica avevo una idea geniale. Facciamo una raccolta fondi online. Tipo il crowdfunding, no? Lo fa tutti. E dopo scriviamo una bella storia commovente e dopo quando scriviamo facciamo tipo la trama tipo il tetto si spezza ma non i nostri cuori. Lina, è il tetto. Non sei una storia d'amore, sei un problema serio, molto serio. E dovremo anche dividersi le spese. Mi non divido niente e mi stanno bene in casa e il tetto non mi interessa. Adesso invece scusa, È il tetto. Se sora di tutti, e anche di te. E se il casca anche sora di te. Ma cosa diavolo parli? Mio il tetto non lo tocco da anni, se è colpa vostra se si spacca. e se invece del crowdfunding facessimo una raccolta, vendessimo le mie torte e così incromassimo soldi? Mi poteria suonare davanti alla fiera. Sarebbe come Woodstock ma con torte, no? Mi non ve la faccio più. Ma dove sono finita? Non cerco. Oh, non sei possibile. Non sei possibile. Oh, non sei possibile. Ma Giovanna, ma calmiti un poco, dai. Ti vedo assai stressata. Ma bevi un poco di tè, no? Ma non voglio sto tè. Non lo voglio. Non ho bisogno di sto tè. Mica ho bisogno. Sì, ho bisogno, sì. Ah, che bello che sei. Ancora un poco, ancora un poco. Mica ho bisogno che tutti voi venite a collaborare. Oh! Con te. Mi propongo che troviamo una ditta che faccia un preventivo per il tetto e dividiamo le spese. E come? Ne pare Ma l'unica soluzione logica. logica, la logica non paga i conti. Mi non do i soldi per il vostro tetto. Soldi tetti e sogni vibranti. Chi paga può? Siamo tutti quanti. Marco, se ti tocchi ancora una volta quella chitarra te la rompo in testa! Ma Giovanna cara, non si fa così. Con la violenza non ti risolvi niente. Basta una fetta di frutta. E non voglio sentire neanche più parlare delle torte! Oh amici, cosa ha caricato tutto su Instagram? Guarda chi sta votando e sceglierà se il crowdfunding oppure la fiera delle torte. Sì, se rendiamo conto che il nostro tetto dipende di Instagram. Chi c'è sto gram? Mi non confirma niente con lui. Questo non è un condominio, questo
Questo è un manicomio! Manicomio! Basta! Basta! Finila! Ove mettete tutti sentati e vedevo di risolvere sti problemi, o se no la riunione la finissi qua. E mi lascio il condominio al suo destino. Lascialo pure! Tanto mi sta bene in la mia casa in campagna. Ti stai al terzo piano. Calmate, con la dolcezza c'è risolvi tutto. Carmela, se vedo un altro tocco di torta, giuro che in campagna mi trasferisco me. Ma ragazzi, abbiamo un risultato, abbiamo i follower che hanno votato e il 78% siamo pronti a avere la fiera delle torte e il crowdfunding, ma con musica live. Sì, mi podría suonare un'altra fiera. Un pubblico che non capisci la vera arte. Questa sì. L'idea più stupida che mico mai sentito. La vostra festa e no, questa cosa stupida. Alberto, aspetta, Alberto, te prego, non sta andare via. Alberto, dai, Alberto, torna, dai, te prego. Te sono l'unico che ha un poco di senso pratico qua, ma te prego, torna. Oh mio Dio. Va bene, ok. Non si può più. Va bene. Oh. Però abbiamo una roba semplice, veloce e solo per preparare il tetto. E c'è qualche turno, ne do un preventivo e dividevo le spese equamente. Equamente! E chi paga per i miei tappi per le recce? Oh dai Sergio, te considera i miei concerti come una terapia sonora. Ti sentirà e ti sentirà meglio. Se te continui a suonare, altro che terapia sonora, te tiro io la mia dentiera. Basta. Facciamo così. Marco suonerà solo per la fiera delle torte e coi soldi che ingrumemo riparemo il tetto. Ve va bene sta soluzione a tutti, sì? Oh, che idea meravigliosa! Mi fa una grande torta a forma di condominio. Sarà una roba indimenticabile. Perfetto, la intitoleremo Sweet Roof Festival. Oh, friend, siamo virali! Non posso credere che lo sto però vabbè, però solo per riparare il tetto. Allora si è deciso. Faremo una fiera delle torte con musica dal vivo. E la riunione la si è finita qua. Finalmente! Perfetto! Mi vado a comprare i tappi per le recce. E mi raccomando, niente zucchero velo sulle torte. Prepariamo vicini e Rocchero sta per conquistare il condominio. E la dolcezza lo farà diventare un mondo migliore. E mi conquisterò un posto tranquillo in campagna.